I quartieri, il mercato, gli spettacoli, gli sbandieratori, le gare di tiro con l'arco, staffetta, tiro alla fune e la corsa dei cavalli. È il Palio di Feltre che tornerà a colorare le vie del centro storico il 2, 3 e 4 agosto per l'edizione numero 45 dell'evento che dal 1979 rievoca la suggestiva atmosfera quattrocentesca cornice degli accadimenti storici che segnarono il passaggio della città murata sotto il dominio della Serenissima. E proprio nella città della Laguna, oggi a 620 anni di distanza, la presentazione ufficiale a Palazzo Ferrofini alla presenza del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Feltre in particolar modo veramente fa parte ormai della città, 45 edizioni vissute veramente dai cittadini e che hanno animato anche fra contrade un giusto spirito, chiamiamolo anche di competizione. Fa ritornare indietro nel tempo una città e quindi fa anche dare poi quello che è quel forte senso di appartenenza alla città stessa in un momento di condivisione importanti. 4 quartieri, più di 1000 volontari, 800 figuranti, 23.500 presenze registrate nel 2023 per una manifestazione che, per quanto competitiva, è elemento di aggregazione imprescindibile per la città. Sono numeri straordinari e rappresentano una grande risorsa. I quartieri rappresentano soprattutto una comunità educante, trasmettono ai giovani quei valori quali l'aggregazione, lo star bene insieme e l'amicizia, che poi sono dei valori che vivono durante il Palio ma poi ti accompagnano per tutta la vita. È un grande volano, ma soprattutto è una grande festa per la città e per il territorio. Noi l'abbiamo sempre intesa così, nasce dalla comunità e poi si apre ai turisti e ai visitatori che da fuori Feltre arrivano in città per questo momento di esaltazione sportiva ma anche di approfondimento storico-culturale. Un evento che anche quest'anno Antenna 3 trasmetterà in diretta in occasione delle gare del tiro alla fune e della corsa dei cavalli. L'appuntamento sulla nostra emittente è alle 15:30 di domenica 4 agosto per vivere assieme tutte le emozioni della storia e delle tradizioni del Palio di Feltre.